Parte il 26 settembre da Venezia la Crociera del Desiderio, alla faccia di chi pensa che questa tipologia di viaggio sia monotona e noiosa. Desire Cruise, una crociera hot dedicata a tutti coloro che vogliono dare un tocco piccante al loro soggiorno. Ci saranno bollenti notti a tema, sale giochi private, spazi comuni per scambi di coppia. I passeggeri però si dovranno attenere ad un preciso regolamento e, come si legge dal sito della compagnia, tra i divieti ad esempio c'è anche quello di non tentare di abbordare i membri del personale che risultano essere off limits. Per scoprire di che cosa si tratta, se sul Generis Eyed Wide Shut o diversamente, bisognerà provarla. L'idea nasce da una società messicana specializzata in intrattenimento per adulti e, facendo leva sul binomio turismo-sesso, invita i viaggiatori più focosi tra villaggi e navi a darsi alla pazza gioia. I viaggiatori saranno accolti a bordo del transatlantico in grado di ospitare 690 persone per accompagnarli a navigare attraverso l'Adriatico, raggiungendo come prima tappa Ravenna, attraccando a Porto Corsini, Dubrovnik, Zara, Koper per poi rientrare a Venezia il 3 ottobre. Per una vacanza di 8 giorni nella cabina Club Interior si arrivano a spendere $3.183. Per la Club Ocean View con vista sull'Adriatico invece il costo è di $4.000, mentre se proprio si vuole strafare c'è addirittura la Suite Club World per $11.000 che permette di vivere una navigazione più che lussuosa, il tutto ovviamente con condimento al peperoncino.